24 agosto, una data emblematica. Sono passati 6 mesi esatti dal primo contagio nella Marca, quello riscontrato su Luciana Mangiola, 76enne di paese, contagio che le fu fatale. Ad oggi lo scenario che fa rabbrividire quando affiorano i ricordi è radicalmente cambiato. Nonostante la curva dei contagi in provincia continui lentamente a salire, nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva. Sono 84 i nuovi casi positivi di oggi che confermano la provincia di Treviso prima per numero di contagi del Veneto, molti dei quali legati al focolaio dell'azienda AIA di Vazzola, che nei giorni scorsi ne contava 125 e ai loro familiari sottoposti a tampone. Un centinaio di tamponi effettuati in queste ore ai lavoratori dell'azienda che, rientrati dalle ferie, vengono monitorati. L'ULSS annuncia l'incontro col prefetto domani, invocato dalle parti sociali che chiedevano di valutarne la chiusura. È certo che la situazione è sotto controllo, ecco, voglio tranquillizzare anche il mondo sindacale. Domani ci siamo sentiti col prefetto, Sua Eccellenza il prefetto, si organizzerà un incontro parte sindacale, azienda ULSS, quindi noi, e la parte produttiva, e quindi l'azienda stessa e i sindacati, in modo tale da poter insieme vedere come portare avanti la questione AIA. Sul fronte Caserma Serena si annuncia una nuova tornata di tamponi ai migranti ospitati, ma la struttura al centro dell'attenzione nazionale per il maxi focolaio si avvia a diventare Covid-free entro gli inizi di settembre. Abbiamo la maggior parte dei migranti che sono all'interno della caserma Serena che si sono negativizzati, quindi sostanzialmente sono guariti. Ne restano circa 60-65 da ritestare, lo faremo mercoledì. Poi ci sono i numeri di chi rientra dalle vacanze, una quindicina le positività per chi è arrivato da Francia, Croazia e Spagna. Infine le buone notizie arrivano dalla struttura residenziale per anziani di Farra di Soligo, che all'ultima tornata di tamponi ha registrato tra ospiti e personale tutte negatività al Covid-19. Il buon Bozzolla si avvia verso la normalità, anche se precauzioni e procedure di controllo restano all'ordine del giorno.